Il campo da calcio è un campo in erba sintetica, pertanto un campo di tipo moderno, che è stato costruito appunto per i nostri ragazzi, per i ragazzi che nel Bassanese giocano a calcio. Porte, panchine, un nuovo campo verde è già omologato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. È pronto il campo del quartiere Predi e Bassano del Grappa, 6 mesi di lavori e 600.000 euro investiti dall'amministrazione comunale per un terreno di gioco che diventerà punto di riferimento sportivo del territorio. Noi contiamo di terminare i lavori sicuramente entro giugno, per cui dare i lavori compiuti. E dopodiché, da quel momento in poi, possiamo sicuramente pensare di inaugurarlo con una partita magari organizzata anche dall'amministrazione comunale, così con qualche società sportiva del territorio, che fa sempre bene in fase inaugurale sia le cose siano utilizzate da chi poi ne fruirà in futuro. E prima del fischio d'inizio ancora piccoli dettagli da ultimare. Terminare la recinzione, mettere giù le 4 torri faro per cui si può giocare anche in notturna e sistemare gli spogliatoi che c'erano già. Un nuovo campo da calcio che però mette ancora più in evidenza l'incuria attorno alla zona.